Amici di Verde Nord-Est, ci troviamo a Soligo con la cooperativa lattiero-casearia di Soligo, il presidente Lorenzo Brugnera. L'occasione è la presentazione del bilancio 2018 e allora, presidente, diamo già dei numeri. Sì, è stata un'annata soddisfacente per noi, no? Sicuramente è sempre difficile per il produttore perché quello che stiamo liquidando in questo momento non è sufficiente, anche perché bisogna ricordare che nel 1994 il latte valeva 750-760 lire, oggi sono 44 centesimi che stiamo liquidando. È un buon numero in confronto anche della Lombardia e di altri che hanno acquistato latte. Dobbiamo sempre essere più attenti per riuscire a sostenere i nostri agricoltori e sostenere i nostri agricoltori verso un'economia e una produzione sempre più sostenibile, e questo ha un costo. Che realtà è Soligo, presidente? Ma Soligo io credo sia una grande realtà, nata nel 1883, una storia, due guerre mondiali. La Soligo, il nostro fondatore, ha scritto che dobbiamo produrre prodotti perfetti onde immetterli nel mercato. Io credo che quello che è stato scritto che a volte vale per oggi. Noi dobbiamo migliorare i nostri prodotti, questo è il nostro obiettivo, fare prodotti sempre più funzionali, sempre più prodotti che il consumatore li apprezza, li consuma e che siano salubri per lui. Economia quindi sostenibile, economia circolare e noi ci allacciamo ad un discorso importante perché questa economia è in qualche modo certificata, il latte è certificato, c'è una qualità e lo vediamo alle nostre spalle. Qualità verificata, io credo sia un marchio della regione. Qualità verificata vuol dire di avere i nostri allevamenti controllati, il benessere degli animali, i nostri foraggi che diamo a mangiare, tutto quello che è la filiera con i controlli delle micotossine, di qualsiasi cosa. Abbiamo progetti anche per ridurre i consumi di farmaci. Stiamo lavorando anche in maniera molto forte per quanto riguarda il packaging dei nostri prodotti. Qui chiediamo al consumatore, chiediamo aiuto al consumatore anche per avere del packaging sempre meno impattivo sul nostro ambiente, sul nostro territorio, perché sappiamo la plastica cosa porta, andare verso la carta, verso il vetro, verso qualche altro prodotto, no? Che insieme al consumatore dobbiamo scegliere che cosa fare per il futuro. Grazie a Lorenzo Brugnera, presidente della Latteria di Soligo. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni, lo salutiamo, Massimo De Marchi dell'Università di Padova. Allora, per parlare di che cosa? Dell'innovazione all'interno di Latteria Soligo. Sì, all'interno della latteria di Soligo stiamo oramai da anni svolgendo attività di ricerca e innovazione sul prodotto. In particolare il nostro focus da molti anni è il consumatore e migliorare gli aspetti nutrizionali del latte in favore appunto del consumatore. In questi ultimi mesi abbiamo messo a fuoco alcuni progetti che riguardano la riduzione del lattosio in diversi prodotti, sia con latte a consumo fresco che prodotti trasformati. Stiamo lavorando sullo iodio, è un minerale del latte importante che negli ultimi anni sta riscoprendo un grande successo in relazione alla tiroide, alla gestione della tiroide, del metabolismo della tiroide. Stiamo lavorando e abbiamo iniziato le prime prove per la produzione di latte con la variante della beta-caseina 2A2, e quindi un latte che presenta una migliore digeribilità per il consumatore stesso. Quindi tutte queste innovazioni sono volte a segmentare il prodotto latte e fornire al consumatore delle nuove tipologie di prodotto che ovviamente siano rivolte al beneficio salutistico dello stesso.
Franco Manzato, sottosegretario all'agricoltura, in chiusura di questa assemblea dei soci della latteria di Soligo. Allora, un momento importante per una realtà veneta altamente competitiva, ma che comunque chiede un supporto forte. Sì, è una cooperativa molto solida, è anche un punto d'orgoglio non solamente per il Veneto ma anche per l'Italia. Quello che noi possiamo fare è esattamente un po' quello che ho detto, puntare sulla qualità, sulla capacità loro di stare non solamente nel mercato italiano ma adesso, ho visto secondo la loro relazione, anche sul mercato internazionale. Siccome la politica del governo va esattamente in quella direzione, al di là dei marchi di certificazione di qualità che sono dei prerequisiti, punteremo sicuramente sui marchi privati come la Soligo stessa è. Per quanto riguarda l'Europa, che partita ci attende, sottosegretario Manzato? Beh, è importante perché a livello europeo si deciderà se il regolamento, per esempio sulla nuova politica agricola comune, rimane quello che viene proposto, oppure invece si va a una riconsiderazione riconoscendo il ruolo delle regioni che in questo momento vengono in qualche modo tagliate, accentrando tutto quanto a livello romano. Noi puntiamo sull'autonomia, questo l'abbiamo sempre detto, vediamo se con questo regolamento, con questa nuova elezione riusciamo a mandare tanti parlamentari europei che possono andare in direzione opposta.